Con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, anche lui presenta la festa dello sci. Perché la sua presenza, presidente? Ma è un atto dovuto rispetto a un mondo che è uno tra i più dinamici del territorio regionale, che ha una valenza doppia. Da un lato una valenza, il mondo dello sci educativo, sportivo, è sempre bello stare assieme, concedere ai nostri ragazzi la possibilità di fare un'attività fisica, e dall'altra altrettanto importante la dinamica turistica che si apre attorno allo sci, che è uno dei portanti economici di questa regione, quindi mi sembrava giusto esserci. Uno sci che ha portato tanti campioni e anche tanti ori olimpici alla nostra regione. Beh, è uno sport che in questa terra ha dato grandi soddisfazioni e mi auguro che continui a darle. Lei è stato sciatore, presidente? No, non sono stato sciatore perché non ho avuto la possibilità da ragazzino di farlo, perché mia madre aveva l'albergo e quindi dovevo per forza la domenica fare il cameriere. Sono partito facendo giocatore di calcio, giocavo nella Virtus Tolmezzo, ma quando siamo arrivati in seconda categoria, che era troppo impegnativo, il richiamo della foresta del ristorante ha prevalso.